I primi due acconti TARES, l'attesa del conguaglio, i criteri della tariffa, il videogiornale al lato Gesa Agrigento 2, intervista a Teresa Restivo. Davide Saglia. Con l'acconto sulla Tares i contribuenti hanno imparato a conoscere la nuova imposta che copre i costi riguardanti i servizi comunali e quelli sulla gestione della raccolta rifiuti. Raccolta rifiuti che dal 30 settembre prossimo con la cessazione degli ATO tornerà ad essere di competenza comunale. E abbiamo chiesto al commissario liquidatore della Gesa Agrigento 2, Teresa Restivo, come cambierà l'ambito della raccolta rifiuti e come la Tares inciderà sul settore. Questa TARES comprende all'interno quindi di quello che paga il cittadino anche il pagamento di una quota maggiore dello 0,30% che riesce così a coprire dei costi come potrebbero essere pubblica illuminazione ed altri servizi che dà normalmente il Comune. Lato Gesa, quale sarà il suo compito fino alla scadenza del suo mandato, ovvero il 30 settembre prossimo? Sì, la TARES è di competenza prettamente comunale, infatti i cittadini quest'anno hanno ricevuto degli F24 e quindi le somme vanno direttamente a confluire nelle casse del Comune di Agrigento che riverserà eventualmente a Gesa per poter pagare i lavoratori. Quindi noi come Gesa abbiamo fatto un servizio in questo momento al Comune di bollettare, quindi stampare, postalizzare e trasmettere tutto ai contribuenti e quando ci sono delle anomalie o delle correzioni che il contribuente chiede viene direttamente negli uffici della Gesa per fare questo tipo di servizio. Questa è stata una scelta secondo me azzeccata fatta dal Comune di Agrigento perché poiché Gesa è una società in liquidazione e il personale bisogna continuarla a pagare, almeno in questo modo ha un servizio che avrebbe, cioè un servizio gratis, in quanto l'avrebbe dovuto pagare ugualmente anche se l'avesse fatto direttamente con il proprio personale. I criteri di determinazione del conguaglio e in seguito delle tariffe saranno competenza del Consiglio Comunale, che già dalla prossima seduta dovrà iniziare a discutere sul regolamento della Tares. Ma sulla tassa che ha già creato malumori tra i cittadini, sempre Teresa Restivo è intervenuta gettando acqua sulle lamentele, spiegando qual è la situazione attuale della raccolta rifiuti. Voglio anche approfittare di questo mezzo per tutte quelle lamentele che ho potuto leggere anche sui giornali di associazioni per quanto riguarda questa tassa, questo importo che il cittadino in questo momento deve pagare in un momento che sappiamo benissimo che soldi non ce ne sono. Io capisco benissimo qual è la situazione reale, però dobbiamo anche ricordarci che questo servizio già da gennaio a luglio è stato finora espletato e il cittadino non ha uscito un euro. Quando poi abbiamo le casse vuote e non possiamo più pagare i lavoratori e quindi poi cominciano gli scioperi, poi ci sono altre lamentele. Quindi tutto sommato in questo momento si sta chiedendo soltanto il pagamento della prima rata che verrebbe a coprire in questo momento i costi da gennaio a giugno, quindi i costi che il Comune di Agrigento già ha dovuto anticipare dalle sue casse con grossissimi sacrifici proprio per consentire alla cittadinanza di non avere dei disagi, quindi degli scioperi.